perso la voce, ho cantato troppo e ho messo dei fiori sulla finestra. Ho perso il controllo dei desideri, ho fatto il pieno e sono partito. Nemmeno una curva, neanche un consiglio da rifiutare per averne bisogno. Ne ho fatto tesoro per 2 o 3 minuti, come quando sembra tutto perduto. Poi ho acceso la radio e non ho più pensato. Il cielo in vetrina e il sole di scorta, li ho barattati per il vento in faccia, con un calendario di giorni rossi da far vedere se qualcuno passa. E ho messo i ricordi in una bottiglia da bere col sole. Ho seduto all'ombra tra l'erba che voglio e quella che serve e l'erba che non ho ancora tagliato. Poi ho alzato il volume e ho accelerato. Per ogni incrocio ho fatto una foto e adesso le strade le chiamo per nome. Le ho unite col filo della distanza per farci collane da restituire alla prima spiaggia o all'ultimo mare, ad un tramonto da conservare. Che adesso mi fermo, che adesso è il momento, sarà pure il momento, ma ho altro da fare. Ho guardato indietro e non sono tornato. Grazie. Ciao a tutti, agli amici di Musicultura, noi siamo gli Area 765 e Area 765 è un progetto che nasce nel 2011 ed è composto da me e da questi signori che vedete qui alle mie spalle. Il progetto però è un pochino più lungo perché Area 765 nasce a seguito dello scioglimento e alla fine dell'avventura dei Ratti della Sabina. A partire da quel progetto lì poi ci siamo subito rimessi in moto, abbiamo subito rimbracciato le chitarre e abbiamo ricominciato a scrivere le nostre canzoni. In particolare quello che avete ascoltato qui stasera a Musicultura è un repertorio però eseguito in maniera un po' diversa perché stiamo registrando proprio in questi giorni un disco in acustico, quindi abbiamo pensato di proporre anche qui stasera a Macerata le nostre canzoni in una veste molto, molto snella, quasi molto simile a come nascono quando le si compongono, quindi chitarra, voce e pochi altri strumenti.